Quali sono le istanze che porta il Veneto? Apertura il 18 di servizi alla persona, negozi, bar, ristoranti, centri sportivi, palestre, insomma aprire. E il turismo, anche per il turismo ovviamente, quantomeno per dar modo agli operatori turistici di iniziare a accendere i motori al minimo e di cominciare a pensare sui distanziamenti dell'ombrellone piuttosto che le attività da fare. Questa in sintesi la linea che la Regione del Veneto sta ribadendo al governo sul nodo delle riaperture nelle ore in cui dalla Confcommercio nazionale arriva l'out-out, quasi 270.000 le imprese che rischiano di chiudere per sempre, una corsa contro il tempo per riaprire in sicurezza tutto e il prima possibile, ma soprattutto senza burocrazia. Se ci sono delle linee guida sostenibili da parte dell'INAIL affrontiamo tranquillamente anche questo aspetto. Connesso al tema della ripartenza del commercio e del turismo c'è quello degli spostamenti tra regioni, per questo ci vorranno accordi ad hoc. Ci vogliono i governatori che alla luce dei dati sanitari e epidemiologici di casa loro valutino se è il caso oppure no. Per cui non la metterei come si può dire, la madre di tutte le battaglie. Stiamo lavorando anche per questo, ma il tema del blocco di spostarsi fuori regione se non per lavoro, salute o motivi indifferibili ha un senso, perché dal punto di vista sanitario ha un senso. E proprio dal punto di vista sanitario si guarda al nuovo allarme che arriva dall'est del mondo, quello dell'epatite E da Hong Kong, ma il Covid-19 qualcosa ha insegnato. L'esperienza coronavirus, depurata dai pazienti, dai morti che hanno il massimo del rispetto, però da un punto di vista scientifico e sanitario e di sanità pubblica, è una macchina che va bene per qualsiasi roba adesso. Gli occhi della sanità veneta restano comunque puntati al Covid, nonostante la curva diminuisca e lo stesso Zaia parli di una pulizia sanitaria in atto negli ospedali. A preoccupare è il ritorno del virus, magari in autunno. Noi stiamo già preparando il piano d'azione, o meglio ce l'abbiamo già in piedi, per la possibile, ma non certa, reinfezione autunnale. E possiamo dire che abbiamo un piano con lo schieramento dell'artiglieria pesante. E tra le armi ci sarà sicuramente la banca del sangue degli ex malati. La macchina è pronta, come dimostra anche il video diffuso proprio in queste ore. La partita del sangue è importante perché noi dobbiamo sempre avere un piano, perché se a ottobre fosse definito che la cura, una delle cure di riferimento fosse quella del plasma, il soggetto attuatore non può dire ma io non ce l'ho, perché qualcuno potrebbe venirmi a dire scusa, ma non stiamo praticando cure perché tu non ti sei preoccupato di attivare un magazzino, invece noi l'abbiamo attivato.